della 22enne Annabella Martinelli. Nel pomeriggio la studentessa padovana, di cui non si avevano più tracce dall'Epifania, è stata ritrovata impiccata lungo un sentiero a Teolo. A dare l'allarme una passante. Sul posto il procuratore della Repubblica di Padova Racanelli, il PM e il medico legale. La morte risalirebbe alla sera in cui la ragazza era scomparsa. Il racconto della giovane che l'ha vista per l'ultima volta. A Zerarino la cerimonia funebre con rito ortodosso di Sergio Terna, ucciso con un colpo di pistola a mira il giorno dopo il fermo del presunto complice di Salvagno. L'ultimo saluto al 25enne, lo strazio di mamma Anastasia. 10 anni fa scompariva Isabella Novente, uccisa dai fratelli Sforgato e dalla complice Manuela Cacco. Il corpo mai ritrovato. Se Freddy oggi si scusasse, dice il fratello, sarebbe solo per accedere prima ai permessi. Militare americano a distanza da Viano aggredito dal coltellato per una donna. 7 albanesi denunciati dai carabinieri per lesioni. La violenta rissa a Conegliano il 28 dicembre. La Procura di Pordenone ha iscritto 8 sanitari dell'ospedale di Portogruaro nel registro degli indagati per la morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto. L'autopsia prevista nelle prossime ore. Furto nella notte al Teatro Sociale di Rovigo. I ladri forzano un infisso e mettono le mani sull'incasso della serata, dileguandosi l'indignazione della sindaca cittadina. Seduta rovente del Consiglio Comunale di Venezia, che ha approvato tra diverse contestazioni l'ampliamento di un albergo per quasi 3.000 metri quadri di superficie di un albergo alla Giudecca. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, che si apre purtroppo con una brutta notizia, un epilogo tragico, quello che riguarda la giovane studentessa padovana di 22 anni di cui non si avevano più notizie dal giorno dell'Epifania. Ebbene, Annabella Martinelli è stata trovata nel primo pomeriggio senza vita in un sentiero sui Colli Eugani, a poca distanza dove era stata ritrovata la sua bicicletta. Allora andiamo subito sul luogo del ritrovamento con la nostra Chiara Gaiani insieme a Federico Cibotto per tutti gli aggiornamenti. Buonasera Chiara. Sì Francesca, buonasera. Le speranze sono finite qui a Teolo, in realtà ormai in tutta Italia, in cui si stavano aspettando delle notizie positive. Poco dopo le 15 una signora che stava passeggiando proprio in questa zona boschiva, lontana dai sentieri battuti e conosciuti dai più, ha notato il corpo senza vita di una ragazza che era appeso ad un albero. Si trova proprio alle nostre spalle. Annabella Martinelli probabilmente è morta già dal giorno dell'Epifania, dal giorno quindi in cui aveva fatto perdere le tracce, dal giorno in cui erano iniziate le sue ricerche che sono andate avanti per giorni con un grandissimo dispiegamento di volontari della protezione civile, poi dei professionisti del soccorso speleologico, dei vigili del fuoco, che stanno ancora tutti operando qui alle nostre spalle. Vedete il faro dei vigili del fuoco che sta illuminando l'area di bosco dove è stato ritrovato il corpo di Annabella Martinelli, dove sono in corso le ultime operazioni di recupero. Sul posto è arrivato nel pomeriggio anche il procuratore di Padova, Angelo Antonio Raccarelli, con il PM di turno. È stato a lungo proprio qui, siamo circa una quindicina di metri dal punto del ritrovamento. Sono arrivati i medici legali, si sta appunto scandagliando tutto il terreno per ovviamente lasciare aperte anche tutte le ipotesi, cercare davvero di capire che cosa sia successo, anche se secondo i primi riscontri pare appunto che la vita di Annabella sia finita proprio a poche ore dalla sua scomparsa. Chi ha anche sentito la famiglia in questi giorni, la famiglia che cercava di capire se fosse possibile in qualche modo avere notizie della figlia, è stato il sindaco di Teolo, che è sempre stato presente accanto ai volontari e a chi stava seguendo le ricerche, ha partecipato anche a un vertice in prefettura. Allora vi proponiamo l'intervista che abbiamo raccolto e quindi il sindaco di Teolo, Valentino Turetta. È finita nella maniera che pensavamo non dovesse finire, perché gli sforzi sono stati importanti e sono stati tanti sforzi di tanti volontari, di tante persone per cercare di trovarla e di trovarla viva, perché pensavamo tutti di trovarla viva. E purtroppo si è avverato quello che purtroppo pensavamo non dovesse essere.
Questa è una zona che è al di fuori di un sentiero battuto tradizionale? Non è assolutamente un sentiero, è la cresta di una piccola collina qua sopra, e una zona che non è neanche una zona di passaggio, cioè uno deve andarci per forza. Siamo vicini alla famiglia e tutta la comunità è vicina alla famiglia, e siamo un po' affranti tutti perché veramente non pensavamo di arrivare a questo epilogo. Ecco, lo avete sentito dalle parole del sindaco, si tratta di un territorio collinare, di un territorio molto vasto. Pensate, l'area del comune di Teolo è di 33 chilometri quadrati, probabilmente Annabella ha percorso la strada taglia tornanti, il sentiero battuto che è stato perlustrato palmo a palmo dai cani molecolari, poi si sono veramente usati molti mezzi, l'elicottero, i droni, e poi ha scelto di appunto allontanarsi in questo tratto che invece non è un sentiero battuto e conosciuto. Varie volte vi abbiamo raccontato che cosa era accaduto nella sera del 6 gennaio, si è allontanata da casa verso le 8 di sera nella sua bicicletta, doveva andare da un'amica, poi ha raggiunto prima Selvazzano Dentro, ha preso 2 pizze, poi è salita fino alla parte bassa del comune di Teolo, qui ha preso delle bibite e l'ultima ad incrociarla è stata una studentessa, Giulia Rinaldo. Valentina Visentin l'ha raggiunta al telefono. Forse sta succedendo qualcosa, ecco, probabilmente in questo momento il collega Federico Ciboto vi sta facendo vedere le immagini dei vigili del fuoco che stanno scendendo. È un momento di grande dolore, anche di grande commozione, anche per chi ha seguito questo caso e per chi purtroppo sta vivendo. C'è un problema nel collegamento. Vediamo se riusciamo a ripristinare la linea con Chiara. Chiara, ci senti? Allora, io vi sento. Francesca, fammi sapere se tu ci senti. Sì, ti sentiamo bene, anche se le immagini forse parlano da sole in questo momento, sfocate. Chiara. Purtroppo sì. È un momento di grande dolore e vi assicuro che non è facile neanche per chi è qui a doverlo raccontare. Ecco, come vedete stanno scendendo anche gli uomini della scientifica che hanno lavorato per circa 3 ore qui sul posto, una discesa di circa una quindicina di metri. Il collega Federico Ciboto sta cercando ovviamente di farvi vedere quel che è possibile, quel che è anche lecito vedere. Le forze dell'ordine ci stanno tenendo ovviamente a una distanza congrua nel rispetto di quanto sta accadendo proprio in questi momenti. Come vedete ci sono gli uomini del soccorso alpino che stanno facendo da scudo, che stanno proteggendo anche questo momento. E i vigili del fuoco che continuano a salire, vedete quanto fitto è questo bosco, una zona di bosco incolto. Ci diceva anche la vice sindaco del comune di Teolo che questi sono vari percorsi che poi chi è del posto conosce, magari anche percorre, ed è stato così che è stato proprio possibile ritrovare Annabella Martinelli. Chiara, io direi che... Chiara, mi senti? Sì. Allora direi che possiamo nel frattempo, mentre Federico continua ad inquadrare i soccorritori, abbiamo visto appunto scendere la bara con il corpo di Annabella, ascoltare insieme, se sei d'accordo, l'intervista che Valentina ha raccolto
con l'ultima ragazza che ha incrociato nel suo tragitto proprio Annabella in sella a quella bicicletta viola. Vediamo se mentre ascoltiamo questa intervista riusciamo anche a mantenere in finestra queste immagini per continuare a seguire quello che sta accadendo in diretta da Teolo. Pensavo fosse successo qualcosa, magari le era caduta la catena, le si fosse bucata una ruota o magari semplicemente fosse caduta, siccome quelle strade sono molto pericolose, bagnate e col ghiaino. Ho abbassato il finestrino, ho chiesto se avesse bisogno di una mano, se fosse successo qualcosa. Lei molto tranquillamente mi ha risposto, mi ha detto no, guarda, tranquilla, sta bene, adesso vado a casa. Io al che le ho chiesto ma hai bisogno di un passaggio a casa, siccome comunque era sera, era buio, faceva fredda, c'era quella tipica nebbiolina dei Colli Euganei, insomma, le ho chiesto se avesse bisogno di un passaggio a casa, lei mi ha risposto no, tranquilla, abito qua vicino, e io a quel momento non ho neanche insistito troppo, probabilmente sia perché lei mi sembrava abbastanza tranquilla, sia perché se ne sentono di tutti i colori, quindi fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ecco Chiara, nel frattempo abbiamo continuato a vedere le immagini dei soccorritori in questo tratto impervio, abbiamo visto a fatica salivano i vigili del fuoco per far capire insomma in che zona è stato ritrovato. E lo ricordiamo da una passante, lo aveva spiegato anche al sindaco, stava passeggiando con il proprio cane, ma sono zone, lo ha specificato il sindaco, conosciute solo da chi abita in quest'area di Teolo. Sì, Francesca, e in chiusura vorrei dirti che il sindaco ha annunciato che nel giorno dei funerali di Annabella qui a Teolo sarà lutto cittadino. Direi che davvero con Federico Cibotto da Teolo ti restituiamo la linea. Grazie davvero Chiara e grazie anche naturalmente a Federico per queste immagini assolutamente di grande impatto e di grande sofferenza, come Chiara ci ha raccontato, anche per gli stessi soccorritori. Cambiamo pagina, andiamo a Zelarino, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia funebre con rito ortodosso di Sergiu Tarna, ucciso con un colpo di pistola da Riccardo Salvagno. L'indomani dal fermo del presunto complice di Salvagno, l'ultimo saluto al 25enne, per lui una folla commossa. Nella chiesa ortodossa di Zelarino si è riunita tutta la comunità romena per dare l'ultimo saluto a Sergiu Tarna, 25enne, freddato con un colpo di pistola alla tempia da Riccardo Salvagno, vigile urbano, ora in carcere a Verona. In centinaia la funzione celebrata in lingua rumena con rito ortodosso, straziante il dolore della madre Anastasia, che a più riprese, tra le lacrime, ha chiesto giustizia per il figlio. Una cerimonia durata circa 2 ore, l'omelia di padre Avram, che ha chiesto il perdono dei peccati ed espresso vicinanza alla famiglia colpita dal grave lutto. A sorreggere la madre, i fratelli di Tarna e i familiari tutti. Ognuno, come vuole la tradizione ortodossa, ha portato un dono e una candela accesa per segnare il cammino e accompagnare l'anima di Sergiu nell'aldilà. Troppo il dolore per una morte che non trova spiegazione. Mio povero, che cosa ti hanno fatto? Per la vera giustizia, che quelli li dovranno marcire in prigione, noi in libertà in prigione per tutta la sua vita. Siamo a casa nostra, Sergiu, non grazie. Un 26enne di Rovigo è stato arrestato in flagranza nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica, che lo ha individuato come gestore di un gruppo sull'applicazione di messaggistica Telegram, nel quale venivano condivise immagini intime di donne inconsapevoli. Nei confronti del giovane è stato ipotizzato il reato di revenge porn, vale a dire diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. All'interno del computer del 26enne è stato trovato anche materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni per oltre 37.000 file. Il giovane è quindi indagato anche per detenzione di materiale pedopornografico con l'aggravante della ingente quantità.
10 anni fa, era il 15 maggio 2016, scompariva Isabella Noventa, uccisa dai fratelli Sorgato e dalla complice Monica Cacco. Il mistero del suo corpo mai ritrovato non ha ancora risposte. La donna con il giubbotto bianco cammina in Piazza dei Signori a Padova. 10 anni fa, da queste immagini, parte l'indagine sulla scomparsa e poi sull'omicidio di Isabella Noventa. Era la notte del 15 gennaio del 2016. Sono passati già 10 anni dalla morte della segretaria di Albignasego. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Pochi giorni dopo, i poliziotti che indagano sulla sparizione capiscono che quel tragitto, che sembra studiato per lasciare traccia nelle telecamere cittadine di videosorveglianza, non è stato fatto da Isabella, ma da Manuela Cacco, tabaccaia di Camponogara, complice di quelli che saranno condannati come responsabili e autori materiali del delitto, i fratelli Freddy e Deborah Sorgato. La famiglia Noventa in questi anni ha sempre chiesto che almeno venga fatto ritrovare il corpo per darne una degna sepoltura. Lui sta in silenzio per salvare la sorella, perché se dicesse la verità affosserebbe ancora di più la sorella. Adesso, se dovessero mandare qualche lettera di scuse, sarebbe solo per un fine, per un secondo scopo, cioè quello di ottenere prima i permessi. Mamma Ofelia è morta 3 anni fa dopo la figlia, senza avere risposte, distrutta dal dolore. Secondo il fratello di Isabella, Paolo, a sferrare i colpi mortali fu Deborah Sorgato in casa del fratello Freddy. Era lì anche il 16 gennaio di 10 anni fa, il giorno dopo la scomparsa della 52enne, quando Paolo la va a cercare a casa di Freddy, con cui Isabella era uscita la sera prima a mangiare una pizza. Non ha mai avuto il timore, perché Freddy sembrava una persona timida, introversa, che nessuno si sarebbe mai immaginato una cosa del genere. Movente e arma del delitto non furono mai stabiliti. Si ipotizzò gelosia, denaro, rabbia, invidia e che il corpo fosse stato fatto sparire all'estero, trasportato in una cisterna in uso a Freddy, che di professione faceva il camionista. L'unica a collaborare con gli investigatori fu Manuela Cacco, ex amante dell'uomo, condannata a 16 anni. Da poco ha iniziato a usufruire di regime di semilibertà. I fratelli Sorgato sono stati condannati a 30 anni. Mi sembra di essere nei paesi dei balocchi per queste cose, perché quando c'è stato il processo mi hanno detto 30 anni di carcere, va bene, sono congrui, cioè immagino che 30 anni sono tanti, però averne fatti meno della metà e iniziare già a uscire, questo mi fa un po' di tristezza. Militare americano di stanza ad Aviano, aggredito e accoltellato per una donna. 7 persone sono state identificate e denunciate dai carabinieri. La violenta rissa era avvenuta a Conegliano lo scorso 28 dicembre. Accoltellato perché era in compagnia di una donna di origine albanese. Un fendente che lo aveva raggiunto al torace. Era rimasto ferito a terra. Un giovane militare americano 28enne di stanza alla base di Aviano. Una lesione fortunatamente non letale. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia di 7 cittadini albanesi di età compresa tra i 19 e i 41 anni, residenti o domiciliati nei comuni di Codogné, Godiga Sant'Urbano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Gorgo al Monticano. Sarebbero loro che avrebbero accerchiato, picchiato e accoltellato in piazza Calvi a Conegliano lo scorso 28 dicembre il militare e la donna che era con lui, un albanese di 37 anni. Un'indagine serrata, quella dei carabinieri di Conegliano, che in meno di un mese ha portato all'identificazione degli aggressori, grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, emessi dalla Procura di Treviso i decreti di perquisizione personale e domiciliare. All'esito hanno trovato dei vestiti, degli capi di abbigliamento che corrispondevano a quelli degli aggressori del militare americano. Ricordo che in quella circostanza il militare fu colpito da una coltellata, per fortuna non fatale. Nel proseguo le perquisizioni hanno poi consentito di trovare anche una pistola a scacciacani, quindi priva del tappo rosso, una replica e 50 grammi di droga, che per questo motivo uno degli albanesi è stato denunciato anche per detenzione illegale di stupefacenti e di armi. Tutti i soggetti sono stati pertanto deferiti in stato di libertà per i reati di lesioni personali aggravate. Il materiale rinvenuto è stato invece posto sotto sequestro secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Soddisfatto per l'esito delle indagini il sindaco di Conegliano.
Speriamo solo che le persone colpevoli di questi reati vengano punite nel modo esemplare. Per questo, Tuone il sindaco, non vogliamo queste persone nel nostro territorio. La speranza è che questi soggetti vengano raggiunti anche da Daspo. Ma assolutamente sì, devono esserci prima i DASPI e poi nel caso vengano ritrovati sul territorio le pene ancora più severe, perché se non cominciamo da qualche parte non otteniamo risultato. Quindi ci deve essere un effetto, un combinato disposto, DASPO, misure quindi di prevenzione, condanne, quant'altro. Assolutamente sì, ma soprattutto non dobbiamo abbassare la guardia. Gli episodi sul nostro territorio non sono tantissimi, però ogni volta che ci sono, ripeto, le forze dell'ordine agiscono in modo tempestivo e speriamo che altrettanto facciano gli organi giudiziari, che so essere sensibili e per cui li sollecito ancora di più ad intervenire in maniera pesante, perché queste persone non fanno che del male sul nostro territorio. La Procura di Pordenone ha iscritto 8 operatori sanitari dell'ospedale di Portogruaro nel registro degli indagati per la morte di un neonato figlio di una coppia di Fiume Veneto. 8 operatori sanitari dell'ospedale di Portogruaro sono indagati dalla Procura di Pordenone per la morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto, deceduto sabato scorso subito dopo il parto. L'iscrizione nel registro degli indagati è stata decisa in vista dell'autopsia prevista nelle prossime ore, che permetterà agli indagati di nominare un avvocato e un consulente di fiducia. L'autopsia, affidata al medico legale Antonello Cirnelli, affiancata da 2 esperti, Pantaleo Greco e Marni Federigo, dovrà chiarire le cause della morte. Anche la famiglia potrà avere un proprio consulente durante l'esame. Il padre del neonato aveva già presentato un esposto alla questura di Pordenone, consegnando tutta la documentazione della gravidanza, comprese visite ed ecografie anche private. Dai controlli non risulterebbero problemi però particolari durante la gravidanza. I periti dovranno capire se dagli esami fatti prima del parto si potevano individuare rischi maggiori e se durante il travaglio o il parto ci siano state eventuali mancanze o errori. La procura ha già preso in visione la cartella clinica e tutti i documenti forniti dalla famiglia. Torniamo per un rapidissimo flash a Teolo dalla nostra Chiara Gaiani per un aggiornamento, perché Chiara ha avvicinato proprio le forze dell'ordine che stanno occupando delle indagini. Prego Chiara. Sì Francesca, abbiamo appena sentito il capitano Diego del Tufo, che è il comandante del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Abano Terme, ci ha confermato che quello appunto che avevamo raccontato finora è quello che è accaduto. Ci ha anche detto che è stato ritrovato accanto al corpo di Annabelle sia il telefono cellulare che il suo zainetto e che adesso si procederà con gli ulteriori accertamenti e sul corpo della studentessa sarà eseguita l'autopsia. Ecco, questo è l'aggiornamento finale. Grazie davvero Chiara e naturalmente buon lavoro sia a te che a Federico Cibotto. Continuiamo con la cronaca e caccia ai malviventi che ieri hanno assaltato la gioielleria Cacciari Salvati in Corso Italia in pieno centro a Cortina e in pieno giorno. Un colpo da professionisti preparato nei minimi dettagli, apparentemente perché i 2 malviventi che in una tranquilla mattina di gennaio hanno messo a segno la rapina alla gioielleria Cacciari Salvati in Corso Italia a Cortina qualche errore l'avrebbero commesso, ed è su quello che gli investigatori, arrivati qualche minuto dopo l'allarme lanciato dall'addetta alle vendite del lussuoso negozio di preziosi, stanno lavorando senza sosta. Al setaccio le immagini del circuito interno del negozio e quelle impresse dalle telecamere di videosorveglianza esterna, il sistema nuovissimo installato da Leonardo per le Olimpiadi, non ancora collaudato. Qualche frame sarebbe stato estrapolato e i tecnici della scientifica di Carabinieri e Polizia lo stanno esaminando minuziosamente, così come scrupolosa è l'analisi delle tracce di sangue repertate all'interno dell'auto servita ai malviventi per allontanarsi dal centro e che poi è stata ritrovata in una zona defilata a circa 1 chilometro di distanza. L'auto, rimasta in sosta per una manciata di minuti nelle vicinanze della pasticceria Lovat, è servita per la fuga e ancora non si sa se la presunta presenza di un complice sia già stata ripresa in centro o, come potrebbe essere più probabile, il terzo malvivente abbia aspettato la coppia fuori Cortina per agevolare il cambio della vettura. Quel che emerge è che sulla vettura risultata rubata nell'est Europa è stata apposta una targa trafugata in Italia. Gli inquirenti hanno già sentito la commessa del negozio, comprensibilmente sotto shock. La donna è stata minacciata con una pistola dai 2 rapinatori che sono riusciti ad entrare nel negozio fingendosi normali clienti. All'evidenza di quanto stava accadendo, l'addetta ha assistito alla razzia dei preziosi in preda al terrore. Il bottino non è stato ufficialmente quantificato, ma è ingente.
Furto al Teatro Sociale di Rovigo. Nella notte appena trascorsa ignoti si sono introdotti all'interno dell'edificio e hanno sottratto dal cassetto del botteghino l'incasso della serata, poco meno di 3.000 euro, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il furto è stato scoperto nelle prime ore della mattinata e immediatamente denunciato. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto. Profondo rammarico espresso dalla sindaca di Rovigo Valeria Cittadin. Confidiamo, dice, nel lavoro delle forze dell'ordine affinché venga fatta piena luce sull'accaduto. Seduta rovente del Consiglio Comunale di Venezia che ha approvato tra diverse contestazioni l'ampliamento di un albergo alla Giudecca per quasi 3.000 metri quadri di superficie. Favorevoli 22, contrari 12, astenuti 0, non votati 0. Il Consiglio approva. Il Consiglio Comunale di Venezia approva la realizzazione di 52 nuove camere d'albergo e 22 appartamenti nell'area trevisana e scalera della Giudecca al termine di un dibattito tesissimo. Si tratta di un'area che, secondo progetti datati oltre 30 anni fa, quando il Molino Stucchi stava per convertirsi in albergo, sarebbe dovuta diventare in maggior parte di alloggi di edilizia pubblica. Alloggi che ci sono anche nel nuovo piano, ma non abbastanza, secondo chi contesta il progetto. La maggioranza comunque fa quadrato, anzi per l'assessore De Martina si tratta di un'altra situazione sbloccata in città dopo anni di inerzia. È uno degli ennesimi pianificazioni urbanistiche che non avevano trovato una concretezza. L'ho ribadito anche questa mattina che è sempre più facile progettare a nuovo, pianificare a nuovo che rimettere a posto situazioni passate. Quindi rilanciare quest'area dove si trova il giusto equilibrio tra l'investitore del privato e l'interesse della città era l'obiettivo di questa maggioranza. Le critiche più severe contestano al Comune di Venezia di mettere l'interesse privato prima di quello pubblico e di preoccuparsi più di come staranno i turisti che i residenti. Ma dai banchi della maggioranza questa è la migliore mediazione tra gli interessi in campo. È riuscita a mediare di fatto e a contemperare quello che era l'esigenza della residenzialità, ovvero 22 appartamenti al posto di 14 vista la vecchia convenzione, e il beneficio pubblico che ricade tutta nell'isola della Giudecca. Dal versante turistico, sul fronte lagunare sorgerà un nuovo edificio ricettivo di 1.450 metri quadri con 30 camere. Nell'area trevisana sono previsti 2 nuovi edifici a destinazione ricettiva per complessivi 1.430 metri quadri e 22 camere. Altri edifici di archeologia industriale saranno ristrutturati per ospitare servizi come ristorazione e spazi benessere per i turisti. È un provvedimento che non ha finito l'iter, c'è pubblicazione, osservazioni, valutazione di impatto ambientale e poi ritorna in Consiglio. Quindi veramente c'è un percorso ancora partecipativo per migliorare il provvedimento, non lo credo chiuso a se stesso, e probabilmente si arriverà anche in fase di una nuova amministrazione. A 50 giorni esatti dall'inizio dei Giochi Paralimpici Milano-Cortina 2026, presentate a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura. Verona, grande protagonista. Verona entra nella storia delle Paralimpiadi. Il 6 marzo l'Arena ospiterà Life in Motion, la prima cerimonia paralimpica mai realizzata in un sito UNESCO. A meno di 2 mesi dall'avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la Fondazione ha presentato a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura. Il successo dell'organizzazione dipende anche e soprattutto dalle Paralimpiadi, perché è un segnale che il Paese ha attenzione e sensibilità, che il comitato organizzatore non destina energie, ma questo ho parlato anche di chi deve venire a guardarle, il pubblico, è uno spettacolo straordinario. L'evento inaugurale all'Arena di Verona sarà un momento senza precedenti, un racconto dedicato alla vita, al cambiamento e alla disabilità intesa come armonia tra persone e ambiente. Sul palco anche artisti internazionali come Stuart Copeland, storico batterista dei Police, e i Medusa, ma spazio anche all'arte contemporanea con Iago, Emilio Isgro e Marina Pollonio. Il progetto è firmato dalla direttrice cerimonie Maria Laura Iascone, dal direttore artistico Alfredo Accatino e da Filmmaster. Location straordinaria e la necessità di fare uno show completamente diverso, uno show all'altezza del mondo paralimpico. Il mondo paralimpico è in continua trasformazione e cambiamento, gli atleti sono atleti veri e noi abbiamo voluto fare una grande festa condivisa. Non solo un momento di spettacolo sportivo, ma anche e soprattutto un'occasione di inclusione. Quando si parla di legacy delle Olimpiadi, quando si parla di testamento delle Olimpiadi, si deve parlare anche di inclusione, perché uno
dei temi più importanti che porteremo avanti dopo le Paralimpiadi sarà proprio il tema dell'accessibilità e dell'inclusione. La Regione del Veneto ha approvato le linee guida sull'accessibilità, dovremo renderle realtà nei luoghi pubblici, ci sono tantissime iniziative che abbiamo in testa per tradurre tutto questo in realtà. La cerimonia di chiusura si terrà invece il 15 marzo a Cortina d'Ampezzo al Carling Olympic Stadium con l'Italian Souvenir, tema creativo che ispira all'ultima grande festa con la grande partecipazione di Arisa per salutare i giochi. Devo dire anche che c'è un accesso da parte del mondo del volontariato, da parte di moltissimi ragazzi giovani che chiedono proprio di partecipare come volontari alle Paralimpiadi. Direi che questo è un altro bel segnale. La Legacy è una Legacy a 360 gradi, 5 miliardi di PIL che è già Legacy, 1,8 miliardi di opere in Veneto che è una grande Legacy, ma poi ce n'è una culturale che è quella dell'inclusione che non ha limiti ed è quella sulla quale abbiamo investito. E con queste immagini si chiude questa nostra edizione del telegiornale, ora vi lascio alla sigla e poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.